Pianura a tavola oggi è al Vinitaly con Roberta Libero, la curatrice della rubrica, che ha un compito speciale, quello di rendere piacevole la tavola con i prodotti che vengono dal territorio. Roberta Libero è la persona più adatta per creare l'abbinamento tra i vini del Merlara DOC e i prodotti della nostra tavola della tradizione veneta, particolarmente della Bassa Padovana. È una passione la cucina che adesso ho la possibilità di esternare, di comunicare agli altri. Allora, intanto cominciamo dalla prima puntata, che è stata una puntata speciale perché era anche in occasione di un convegno. Il tortino di patate e radicchio con salsa al formaggio, anche abbiamo fatto una salsa alla rucola selvatica. Io avevo pensato l'abbinamento, però chiedo conferma al vicepresidente, del Merlara Malvasia DOC, un vino veramente speciale. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo, in quanto la Malvasia è un prodotto un po' aromatico, secco, che si abbina benissimo con i primi piatti. Quindi qua siamo stati promossi. La seconda puntata invece era dedicata alla pasta ai fagioli, che è un piatto tipico delle nostre zone ma di tutta Italia. Ogni regione ha la sua ricetta. Noi l'abbiamo fatta secondo la tradizione veneta. Ho pensato a Merlara Rosso DOC, un vino rosso leggero, non troppo corposo. Il Merlara Rosso DOC è un vino rosso molto equilibrato che ha come base Merlot e Cabernet. Nella terza puntata, quella di dicembre, è stata dedicata al bollito di Natale, un classico, rivalutato anche recentemente, perché viene alleggerito con salse magari meno pesanti delle altre. Comunque noi abbiamo proposto sia le salse classiche, la pearà e anche la salsa verde, con delle mostarde. A questo abbiamo abbinato un Merlara Cabernet Sauvignon. La scelta del Cabernet Sauvignon DOC col bollito è una scelta che ritengo giusta, perché qua viene esaltato il sapore e il profumo del Cabernet con un piatto, il bollito è un piatto abbastanza sostanzioso. Promozione anche qui. La quarta puntata è stata dedicata a un dolce povero, la fugassa. Ognuno ha un modo per chiamarla nella nostra zona. È fatta con polenta, poi con il pane, il nostro pane biscotto, altro prodotto tipico della nostra zona. Poi abbiamo presentato anche gli altri fritti naturalmente di carnevale, e qui non c'è stato dubbio, il Merlara Marzemino DOC mi sembra l'ideale. Il nostro Marzemino DOC sta avendo molto successo, in quanto abbiamo spumantizzato il Marzemino, quindi è un vino dal sapore dolce. In versione spumantizzata abbiamo visto che si abbina benissimo al dolce, alla fugassa, quindi alle torte un po' particolari, e sta trovando anche molto successo questo vino anche all'estero, in particolare molto richiesto in Inghilterra adesso, proprio per questo sapore particolare, non troppo dolce. La puntata invece di marzo è stata dedicata a polenta e baccalà. Noi a Montagnana, nella zona montagnana, siamo anche vicini alla provincia di Vicenza, quindi abbiamo un po' ereditato questa abitudine di usare il baccalà. A questo io ho abbinato un Merlara Chardonnay DOC, un vino abbastanza importante. La signora Libero ha buona conoscenza, ottima conoscenza dei cibi e buona conoscenza anche dei vini, per cui abbiamo visto che le scelte, anche questa della polenta e baccalà col Chardonnay, sono state ottime. Con questo splendido Chardonnay vi salutiamo da Vinitaly e vi aspettiamo per le prossime puntate di Pianura a tavola. Arrivederci e alla prossima.